Eccoci qua, ciao a tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ Italia e sono qui per GQ Telefono Casa a fare una chiacchierata con Margherita Vicario. Eccola, Ciao! ciao, come stai? Bene tu? Ti sei sdoppiata per un attimo. Sì, non so cosa è successo, ormai i telefoni stanno prendendo una vita. È colpa della quarantena, secondo me, non ce la Sì, fanno più come noi. ce li stiamo filando tantissimo, allora dicono la loro. Come Intanto, va? bene, grazie. Intanto ben trovata, tu come stai? Bene, grazie. Mi metto sempre qui in finestra che vengo un po' accecata di luce, Eh, però è il posto migliore. respiri un po' di libertà da, come si chiama, da oltre le pareti domestiche, diciamo così. Senti, che stai facendo di bello in questi giorni? Ma in questi giorni sto un po' vedendo come reagisce il mondo a queste mie ultime uscite, quindi un po' Mhm. sto appresso, diciamo, a questi feedback. Sì? Poi devo ammettere che mi metto molto in finestra a guardare di fronte perché sono piena di tetti e di finestre. Dove sei tu, scusami? Io sono a Roma. Ok. Mhm. A Roma però sono fortunata perché sto al settimo piano di un palazzo in una strada in cima a una collinetta, quindi proprio vedo le montagne, che a Ecco. Roma non è proprio, non succede sempre. Sì, anche se a Roma, insomma, capiti sempre abbastanza bene ad affacciarti dalle finestre, per Sì, cui... è vero, quello è vero, però sai, ho anche vissuto in case dove proprio aprivo la finestra e c'avevo la signora di fronte a 50 metri. No, vabbè, insomma, questa volta mi è andata un po' meglio. Quindi sto facendo questo, poi sono molto in contatto con il mio produttore a Torino, per cui mi sono allestita uno studiolo casalingo, cosa che non avevo mai fatto e ringrazio la quarantena che... Senti, ma è complicato gestire questa parte da casa? Perché allora io ti spiego, ho un fidanzato che lavora in radio e, come dire, non ha mai trasmesso da casa, contrariamente invece a sottoscritto che ha cominciato a lavorare in smart working. Lui in realtà è Va sempre in andato in radio studio. perché purtroppo, come tu ben saprai, c'è sempre questo problema dell'effetto San Pietro, per cui quando stai a casa, per cui lo studio è insonorizzato, quindi non si crea quell'eco che in realtà invece in casa si crea. Per cui i casi sono due: o trasmetti dal box doccia Esatto, tappezzato nell'armadio. esatto, o nell'armadio, e però fare 3 ore dentro il box doccia o nell'armadio è un po' complicato. Per cui nel tuo caso com'è? Ma nel mio caso, allora mi sono fatta recapitare un microfono, ora te lo faccio vedere, che Sì, vedi che ha il suo, ha una specie sì, sì, di, insomma, di protezione sì. e quello un pochino fa, e la cosa che, quindi diciamo, tecnicamente ce la si può fare. Poi sto imparando a usare programmi di montaggio, di registrazione, quindi ops, ci sei, il minimo indispensabile. Sì, ci sono, ci sono. La cosa che manca un po' è che il lavoro, diciamo, io per esempio con il mio produttore ultimamente lavoriamo proprio gomito a gomito, nel senso serve molto il confronto e Certo. quello Mm. così bisogna un po' Dei fare grand da time, soli. mi sa. Sì. Eh. Però volevo dirti che è uscita proprio ieri la mia prima canzone che ho registrato a casa da sola. Vabbè, Quella è ma uscita una cover di Bob Marley e adesso, sono adesso ci fierissima. adesso ci racconti tutto perché ho un bel po' di cose da chiederti anche della cover e ho anche da chiederti come si chiama? Una chicca per noi e poi da chiederti a proposito dell'ultimo singolo che è appena uscito che si chiama Pincio. Per cui ho un sacco di robe Sì, da sì, no, chiederti. infatti te l'ho detto perché ero fiera del fatto che ho usato il microfono per la prima volta. Ho detto, per esempio, in Is This Love, cioè, vabbè, insomma, sono Sì, grandi vabbè, ma tu stai lì che soddisfazioni. vedrai che adesso tocchiamo tutto, vedrai, vedrai. Senti un secondo, intanto volevo chiederti se fai una brevissima, velocissima carrellata, insomma, chi è Margherita Vicario? Da bambina in poi, vai. Da bambina in poi, allora, una con una grande sempre voglia di, diciamo, di esprimersi, diciamo Mm, così. ok. Cresciuta andando a teatro con le nonne, mia madre con una passione per i musical smodata, per cui mi inchiodava a vedere tutti i musical della storia del cinema e del teatro. Dopodiché, dopo il liceo, mi sono iscritta all'Accademia Europea d'Arte Drammatica perché volevo fare l'attrice e Mm, ho iniziato a lavorare come attrice, fiction, Rai, Mediaset, sì. qualche film al cinema, così.
E poi abbastanza parallelamente ho iniziato a scrivere canzoni, perché diciamo un conto è l'attrice che interpreta, un conto è la cantautrice che ti dice la sua, no? Ma scusami, una mia curiosità, ma intanto quando è nato l'una e quando è nato... Tu sei nata come attrice, giusto? Dopodiché hai cominciato probabilmente subito dopo a, come dire, dedicarti al mondo della musica. Ma com'è nata questa passione? Beh, della musica? Mm, Ma perché probabilmente era veramente il mezzo più, cioè invece di mettermi, non so, a scrivere un monologo, invece di mhm, scrivere un monologo in prosa, essendo un po' autodidatta, sempre stata molto curiosa di imparare a suonare pianoforte, ukulele, semplicemente era come scrivere un monologo ma in musica e in rima. mm. Poi io ho una passione, per esempio, per i bambini, cioè io l'intrattenimento per i piccoli, le rime, i giochi di parole. Quindi è un po' nato da quello, di voler dire la mia, ma in una forma non discorsiva, ecco, ma più in rime. Ok. E E, quindi? e poi niente, dopo che ho fatto l'accademia ho iniziato a scrivere canzoni, ho pubblicato il mio primo album nel 2014 Sì, che mi ha prodotto Roberto Angelini e sì. mi hanno detto che facevo teatro canzone. Io penso che neanche conoscevo Gabber, cioè sì, sapevo chi era Gabber, conoscevo 3 canzoni, ma dopo che mi hanno detto te fai teatro canzone e non lo sai, mi sono andata a vedere e a sentire Gabber. Che è E Minimal poi Musical, giusto? il L'album. primo disco è Minimal Musical, sì, è come se fosse un musical tutto in una persona, Mhm. ok? Cioè dove io faccio i diversi ruoli, però non è niente del musical, semplicemente erano magari delle canzoni in forma di dialogo, cose così. Certo. E poi niente, ho continuato, ho fatto tante altre serie, quindi un po' un periodo l'ho dedicato più alla televisione, tra i Cesaroni, Amore pensaci tu, insomma, polizieschi di Mhm. tutti i tipi. E ora, diciamo, è un annetto e mezzo che mi sono rimessa sul mio nuovo progetto musicale e ho trovato un produttore molto valido con cui lavoro, che si chiama Dade. Sì. E quindi un po' anche, diciamo, si è evoluto il mio modo di fare musica, però è sempre molto fedele alle origini. Beh, intanto mi incuriosiva sapere, come dire, come alterni musica e cinema, nel senso che avviene per caso la cosa oppure, come dire, c'è una delle due arti che prevarica sull'altra? No, diciamo che un po' la musica, diciamo il cinema e la TV passano dei treni, tu fai i provini, se Yeah. vinci il provino devi salirci sul Certo, treno. Poi certo, puoi anche scegliere e devo ammettere che sono stata nelle condizioni di scegliere. La musica è un po' diverso, c'è una lunga progettualità perché l'etichetta lavora anche magari chiaro, progetti di un anno, magari un certo, film lo prendi e dopo un mese devi girarlo. chiaro. E quindi ho sempre fatto un po' fatica a coordinarle, però è una fatica che non mi pesa, cioè ne vale la pena. Ho fatto delle rinunce, ma mi piace molto recitare, quindi Ma scusa, ti faccio questa domanda un po' scomoda. Al momento sei più contenta della tua carriera da attrice o della tua carriera da musicista, cantautrice? ma no, sono fiera di entrambe le carriere, i percorsi. Sì. È anche vero che nella musica ci metto molto teatro. Mhm. Lo so bene. Quindi riesco un po' a fare un tutt'uno A quando, fare un quando futuro di scrivo. entrambe le cose, sì. Sì, beh, Sì. infatti, intanto ti volevo chiedere se riesci a definire la tua musica, se riesci in qualche modo a catalogarla e inserirla in una... Io lo chiamerei forse indie pop, Ok? cioè con delle ambizioni pop, nel senso l'idea di fare delle canzoni anche leggere, Mhm. quindi non c'è niente di più bello del pop fatto bene, che proprio lo metti e no? Sì, ti, ti fa dimenticare, però in realtà con una particolarità che essendo comunque una cantautrice, scrivendomele esatto, da sola, cerco sempre in una forma magari più leggera, di metterci comunque un po' di cantautorato, quello esatto. che mi va di dire. Infatti volevo arrivare proprio a questo, perché la cosa che mi colpisce, io come dire, diciamo che ho prestato molta attenzione ai tuoi testi negli ultimi giorni, per cui ho studiato, ho fatto il secchione e sono andato ad ascoltarmi bene quello che scrivi. E devo dire che, insomma, alla faccia, nel senso che per certi versi, come dire, mi ha colpito il fatto che,
diciamo così che nel pop o nell'indie pop contemporaneo certi temi siano un po' tabù, cioè non sono trattati da tutti. E tu invece ti sei buttata a capofitto a trattare delle tematiche che sono abbastanza impegnative. E Sì. quindi, però lo fai, come dire, in una maniera tutta tua, se vuoi anche con un pizzico di ironia, però insomma tematiche come il suicidio, il femminicidio, l'immigrazione, eccetera, insomma, raccontaci un po' come mai. Ma sono cose che toccano le vite di tutti, non so come dire. Uno, per me ha un valore, diciamo, tra virgolette, politico e sociale, anche una semplice canzone d'amore. Mm. Non è che uno per forza deve per forza dire la sua oppure dire le cose del mondo. Per quanto mi riguarda, visto che ne ho anche scritte tante in passato di canzoni d'amore, ma anche per esempio Pincio, che è appena uscita, Eh, è una canzone d'amore, però devo ammettere che i singoli che ho pubblicato in effetti sono un po' pieni di queste tematiche rivolte un po' meno verso di me, ma un po' più verso il mondo che mi circonda, anche perché poi sai, io sono una ragazza, quindi quelle cose che magari uno, non so, tornare a casa da sola di notte, la paura dello straniero, il sessismo, cioè sono tutte cose che in realtà sono presentissime nella nostra vita. E quindi mi andava di, non lo so, è il mio modo, cioè quando parlo, se i testi sono un po' più, diciamo, ricchi di contenuti, allora mi sento che la mia voce è più forte. sì, sei più Non completa. so come dire, mi sento più rispecchiare me stessa. Poi se un giorno magari mi scrive un grande autore, magari mi aiuta a scrivere o mi scrive lui le parole di una bella canzone d'amore, ben venga, oppure la riesco a scrivere io, insomma, però per adesso è andata così. Mm. Senti, poi tra l'altro un'altra tua particolarità è il fatto che ogni tuo brano è accompagnato da un videoclip di cui praticamente in cui tutta la parte estetica è curata in maniera maniacale. Que- Abbastanza, sì. Questo è dovuto a te? Cioè sei tu che hai questo trip? Sì, io ce l'ho sempre avuto questo trip, ce l'ho sempre Ma avuto poi e tornando al discorso, scusami se ti interrompo, ritorniamo al discorso, come dire, che in qualche modo tu nel realizzare musica completi quella che sei, cioè c'è una parte, come dire, da attrice, ma anche legata un po' al mondo sì, dell'estetica che butti dentro nei videoclip che realizzi per accompagnare i brani. E quindi, assolutamente, assolutamente, non c'è niente di più, cioè per me la performance di quando sto sul set del videoclip mm, e so che poi quella rimane per sempre, come è un film, no? Che una volta che lo fai, quello è, non è certo, che non è come un certo. concerto dove ci sono altri fattori. Allora a me l'idea di proprio recitare quel momento, di godermelo e di farlo bene mi dà molto gusto. E poi anche nella scrittura, se penso al ritornello di Abaway, che è una Mhm. canzone che Sì. forse qualcuno che ci ascolta conosce, io Come... quando ho scritto il ritornello già mi immaginavo il funerale ghanese, che poi per ironia della sorte un anno dopo è diventato quei meme che ora girano dappertutto, Sì, quei video presente sì, con le sì, bare. sì, sì, Io in assolutamente. realtà cioè, c'erano già su YouTube un anno e mezzo fa Mhm. e io ero andata a vedermeli e quando ho fatto il ritornello ho detto ecco questo nel video ci deve essere questo tipo. Quindi viene molto insieme la parte visiva, però è anche vero che se non ci fosse stato Francesco Coppola come regista, certo non so se sarei stata in grado di essere così precisa e centrata, perché è bello quando si lavora insieme che gli altri, cioè un regista sa fare il regista, io magari posso avere delle intuizioni, ma poi non è che lo so esattamente, capito, Chiaro. mettere... E lì è bello farsi Pratica. dirigere. Mhm. Chiaro. E secondo te come si è evoluta la tua parte, il tuo percorso da cantante nel corso degli anni? Perché comunque, come dicevi tu poco fa, e hai anticipato la mia domanda, eh, l'ultimo singolo che hai realizzato da poco, che si chiama Pincio, appunto, per l'ultimo singolo ti sei avvalsa di un nuovo collaboratore, giusto? Di chi parli? Di produttore? Del produttore, sì, esatto. Sì, No, è già dal 2019, cioè già Baue, sì, Mandela, Giubbottino, sì, tutti questi nuovi. l'ultima fase, esatto, Sì, esatto. esatto, l'ultima fase. Beh, per la prima volta, diciamo, essendo una abbastanza cocciuta, Mhm. crescendo, ho capito che invece forse dà ancora più gusto
fare le cose insieme. Cioè, quando tu deleghi un po' a qualcuno che comunque a cui riconosci il talento, eccetera, poi il godimento è doppio, non so come dire. Quindi ho iniziato un po' a mollare l'osso su cose che dicevano no, questa deve essere così, e ho iniziato a lavorare molto più in ascolto e questo è ripagato perché sono uscite, cioè musicalmente mi sono anche evoluta perché ho lasciato più spazio a cose che mi piacciono ma che non per forza dovevo per forza io fare quella linea di violino che mi sognavo la notte. Certo. Allora, visto che ne abbiamo un po' parlato, raccontaci un po' come nasce Pincio. Sì. E poi ti chiedo se ci fai ascoltare, ce lo fai ascoltare. Ve ne faccio ascoltare un po', va bene. Allora, Pincio è una canzone che io ho scritto in realtà già un bel po' di tempo fa e doveva finire nel disco, ok? Era una canzone che ho scritto per mia cugina che fa l'ostetrica e che io amo molto perché sì, perché mi ha sempre aiutato, è una molto coraggiosa, molto in gamba. E semplicemente quando poi mi sono ritrovata in questa situazione di lockdown e ho detto cavolo, ma qui non possiamo, io dovevo far uscire un altro pezzo, cioè mi stavo preparando per l'estate. Sì. Ho detto, soprattutto consigliata dalla mia etichetta, mi ha detto no, ma forse Pincio è il pezzo giusto adesso. E in effetti mi si è aperto un mondo, ho pensato che Pincio è dedicato a un'ostetrica e un'ostetrica è comunque una che lavora in ospedale, una che in questo momento, ora è ovvio, non è che fa la terapia intensiva in un reparto Covid, però è comunque una che si sveglia e va a lavorare. Cioè, va a lavorare in quel contesto lì. Fa parte di quella squadra, o anche come il tuo ragazzo, cioè si alza, esce, va a lavorare. Poi certo, ognuno... No, io invece sto a casa. E quindi ho pensato che fosse il momento giusto perché è una canzone intima, di stima, di affetto, anche di sostegno nei suoi confronti, perché non la vedo da un sacco, mi manca, so che c'ho un bimbo a casa, e, insomma è un po' anche difficile per lei, no? Certo. E quindi poi abbiamo pensato con il regista Francesco Coppola, ha detto ma perché non facciamo un videoclip invece che guardarci dentro casa come stanno facendo in molti, proviamo a guardare fuori. Ok. E Quando quindi mi ha l'avete messo fatto? lì sul tetto, Quando l'avete fatto il videoclip? In una settimana tra marzo, poi lui ha chiesto a dei suoi amici, cioè una fotografa bravissima di Milano, poi a mio padre che fa regista, a mio cugino che anche lui è un regista, di aiutarci un po' a raccogliere del materiale. Quindi ci sono delle immagini che vengono da Milano, da Roma. Sì, sì, è un po' come, poi... come hanno fatto tanti artisti in questo momento. Vedi Gali che ha chiesto la collaborazione ai suoi fan followers e quindi ha composto, diciamo così, il video del suo ultimo singolo in questa maniera qua, grazie all'aiuto coordinato dei suoi fan. Sì, semplicemente noi abbiamo pensato che era per noi più bello anche rivolgerci al fuori casa, ecco. E infatti anche, e poi torna tutto perché anche la musica è molto, la base un po' elettronica di Pincio, c'ha voglia di uscire, di ballare, è un po' liberatoria, capito? Poi quei giorni in cui ho girato c'era il vento fortissimo, quindi io col vento nei capelli che urlavo sul terrazzo. No, Senti, qualcuno l'ha definito una ninna nanna elettronica, ti piace come definizione? Sì, mi piace perché ci sono entrambe le anime. Nina Nanna nel senso che è molto dolce, Molto dolce. e ti può anche tranquillizzare, ma in realtà c'è la cassa dritta sotto. Certo. Sì. Ma ce lo fai sentire? Sì, dai, ve ne faccio... Allora, è una canzone lunghissima, io vi faccio l'inizio e il ritornello. D'accordo, e anche magari vai. mi sposto alla mia postazione. Dove vuoi? Eccoci già. E l'ho scritta quando lei era incinta, allora sai come si fa tra amiche e cugine che uno si immagina come sarà il bimbo. Certo. Quindi inizia così. Tuo figlio avrà gli occhi neri, non so se andrà bene a scuola, se è preso da sua madre. Allora la vedo dura perché non era molto brava a scuola, ma tu senza nessuna paura saprai dargli col seno l'amore e senza mai
fare la dura, che ormai lui già ti ama e non sai quanto ti voglio bene. Ci vedo da vecchie a bere, col tuo sguardo di squincio sul terrazzo del Pincio, che mi offri un abbraccio mentre io do di matto. Severa come una strega che fa congetture e prega per la sua piantina che è rimasta nel vaso, ma da 1000 frutti con cui farci un gelato, che sono 30 anni che lo mangio, anche quando è più aspro mi basta un abbraccio. E poi ci sarebbe tutto il finale, dai, ne faccio un pezzetto perché ora che l'ho fatta mi viene voglia di farlo. Tutto il finale che io mi immaginavo ai concerti, ma succederà non a breve, ma succederà con un bel finale tutti insieme, un po' così. Vai. La 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 la, oh la la. Vabbè, ci tenevo a farlo perché... Complimenti perché è un pezzo davvero molto molto bello e ti posso garantire intanto che è commosso me, ma è commosso anche tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, perché veramente ci sono un sacco di bellissimi commenti rispetto alla tua canzone, rispetto a te, sono tutti molto carini, devo dire, per cui è vero che è una bella soddisfazione perché veramente hanno scritto e scrivono delle cose bellissime. Un po' di dolcezza, capito? Un po' di dolcezza proprio così c'è bisogno, no? al 100%, ci sta. C'è bisogno, eh sì. Senti, invece volevo chiederti una cosa, parallelamente, l'hai anticipato un po' tu prima, hai realizzato una cover tutta tua, personalissima, in occasione della 75 anni di Bob Marley, Sì. se fosse ancora in vita, è una cover, dicela tu? Allora, è una cover di Is This Love? Love? E praticamente è un progetto che aveva lanciato Island, che è la mia etichetta, Sì. e ha chiesto a alcuni artisti di reinterpretare. Qui c'è stato Mahmood che ha fatto Redemption Song, poi Selton. E io sempre, diciamo, a braccetto con Dade, che in questa cover ha veramente, che è il mio produttore, che in questa cover ha messo molto del suo. Abbiamo rifatto Is This Love e devo dire che è stata accolta benissimo, e perché purtroppo un capolavoro così bisogna un po' ribaltarlo, se no, cioè avere un po' il coraggio di stravolgerlo, E tu perché l'hai tanto fatto. Bob Marley ti si mangia, se no. E tu l'hai fatto, quindi... Però l'abbiamo proprio ribaltato anche qui cassa dritta, perché è un periodo che uno ha voglia di ballare. Sì. Però sono molto felice perché ha avuto un bel riscontro. Devo dire che è molto bella la tua, come dire, reinterpretazione in chiave anche abbastanza, ecco, abbastanza particolare e anche bello ballarla, per cui... Sì, ma poi anche poi paradossalmente è assurdo questa cosa della quarantena. Comunque anche Is This Love, se uno sente le parole, dice comunque staremo insieme sotto lo stesso tetto e divideremo il letto, cioè torna tutto, È quindi attualissima. mi dà sempre gusto quando le canzoni cascano bene in quel momento. Certo. Volevo chiederti un'altra cosa che mi incuriosisce particolarmente, è il tuo rapporto con i social. Per esempio con Instagram, intanto ti chiederei se sei tu che curi direttamente il tuo Instagram, perché è una cosa che mi incuriosisce, e se interagisci con i tuoi follower. Sì, assolutamente. Sono io che curo Instagram. Devo ammettere che non avevo praticamente mai fatto una diretta prima di questa quarantena. Quindi siamo Perché fortunati. sì, nel senso, sì, siete fortunati perché questo poi ora mi rendo conto che è il modo migliore poi
per rimanere in contatto perché la realtà ce lo impone. Certo. Però anche Instagram è una cosa che piano piano ho iniziato ad apprezzare. Prima la vivevo un po' come, oddio, devo mettere una foto, fare la foto, mettere, capito? Credevo che Mhm. un conto è quando c'hai da comunicare qualcosa, dici, ah, Certo. devo fare un concerto. Un conto è tenere, diciamo, vivo un rapporto quando anche magari uno è in pausa, no? Chiaro. Però invece ho I contenuti imparato si anche, trovano. sì, mi dà gusto, mi fa piacere, ci sono delle persone che poi scrivono delle cose molto belle e uno magari non risponde, ma poi lo sanno che tanto li leggiamo tutti i messaggi. Senti, devo farti una domanda un po' scomoda, nel senso che confesso che è una domanda che, cioè, sono delle cose che non chiedo mai, ma insomma, mi ha colpito un post, parlando proprio di Instagram, un post che hai fatto perché tu in un post hai fatto gli auguri di buon compleanno, credo a una persona alla quale tu sei molto legata. Però mi è sembrato di capire che questa persona, insomma, se la vive in maniera molto molto discreta, questo affetto, per cui mi Eh? incuriosiva sapere come dire, se questa persona poi se l'è presa per il fatto che tu abbia, come dire, pubblicamente fatto gli auguri. No, allora innanzitutto era anche il mio compleanno, Ok? ok? Quindi Mm. io ho fatto gli auguri, ora vabbè lo possiamo dire, dai, Sì, era il mio fidanzato. sì, 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 era E gli tutto. ho fatto gli auguri mettendo il suo bel faccione sul post. Tra l'altro eravamo belli, diciamo, a una festa, Sì, belli anche sì. sbronzi e carini. No, ma è E una cosa molto carina, nel senso che è un posto molto carino, mi ha colpito molto, per cui sì, perché lui è abbastanza, invece, sì, sì, riservato. così, sì, riservato. Sì, Capisce che il mio lavoro è anche quello, diciamo, così, di veicolare quello che mi pare. certo. Però, no, no, ma l'ha presa bene, solo che mi ha fatto ridere perché lui ha commentato, amore, grazie, tutto questo amore pubblico, pure troppo, ma perché hai messo una foto con Enzo Miccio? Perché, però, sai, abbiamo questa cosa che compiamo gli anni insieme, quindi, Ah, però, cioè, che devo fare? Io era il mio compleanno, volevo comunque un po', insomma, hai boh. fatto bene, hai fatto bene. Senti, ancora due cose e poi ti lascio in pace al tuo pomeriggio romano. Volevo chiederti intanto quali sono i tuoi progetti per il futuro. Per cui, visto che è uscito il tuo singolo che si chiama, ricordiamolo ancora una volta, si chiama Pincio, volevo chiederti se il singolo in qualche modo anticipava l'uscita di un album. Ma sicuramente l'album io ci sto lavorando e sono già a buon punto. Ok? È anche vero che un po' bisogna rimettersi a quello che succederà, cioè Certo, vedere un po' come muoversi. Quest'estate purtroppo la vedo la vedo un po' dura, sì. ferma per tutti. Sì, E sicuramente appena torneremo nelle condizioni di poter fare il nostro di lavoro, normalità, almeno il sì. mio, mi farò trovare prontissima. Ok, Mi farò trovare pronta, però ecco, progetti futuri sicuramente posso, un lato positivo è che posso lavorare al disco in modo ancora più certo. curato perché ho tutto questo tempo. E poi uscirà sicuramente la seconda stagione di un poliziesco che ho girato quest'inverno su Rai 1, che si Ah, chiama Nero a metà, e sì? quindi almeno un po' così tornerò un po' a fare l'attrice. Ti vedremo Insomma, almeno. Ok, quando sarà? Quando uscirà? sinceramente non lo so Non e so la ancora. Rai ancora non me l'ha detto, però io Ok, credo dopo l'estate. certo. Ok. Ultima cosa che mi incuriosisce particolarmente, vorrei sapere qual è la prima cosa che farai quando sarà finita la quarantena. Allora, mi stanno per nascere non uno, due nipoti in No, maggio, due nipoti, ok, quindi diciamo voglio andare a trovarli, ancora non sono nati, quindi vabbè. E poi un'altra cosa che voglio fare assolutamente è rivedere, andare a pranzo da mia nonna, riabbracciare mia nonna perché lei la vedo tutte le settimane e un po' questi ormai quasi 2 mesi mhm, mi stanno un po' pesando perché mi dispiace, non certo. vorrei che lei è molto forte e sa benissimo la situazione, però mi manca e so che anche lei un po' a stare da sola si è un po' rotta, quindi vorrei andare a trovarla. Assolutamente. Mm. Bene.
Senti Margherita, io ti ringrazio tantissimo per questa piacevole chiacchierata, sei stata molto gentile, molto generosa con noi, ci hai raccontato un po' di Grazie. te, ci è arrivato un sacco di bellezza, per cui grazie, grazie mille davvero. Hai un sacco di fan che ti adorano e hanno scritto un sacco di belle robe, per cui ti mando un abbraccio, ti auguro il meglio e speriamo di incontrarci il prima possibile là fuori, d'accordo? Anche io a te, rimango qua in finestra a monitorare i movimenti. Va bene, D'accordo, dai, spero di incontrarti grazie. presto. Ciao a A tutti. presto. Ciao Margherita, Ciao, ciao, grazie. ciao. 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 Perfetto. Niente, io invece vi do appuntamento alle 16. Ci sarà Andrea De Logu con Giovanni Audifredi e alle 17, sempre Giovanni Audifredi, farà una diretta con Piero Piazzi. Grazie mille per aver seguito questa diretta. Buon pomeriggio.